Vabbè, allora grazie a tutti per essere qua. Noi con l'esperienza FIRE siamo partiti e abbiamo attraversato tutti i governi che poi si sono succeduti, quindi di vari e opposti colori. A oggi la mia esperienza mi porta a dire che indipendentemente dai vari colori, anche adesso la tendenza è quella di andare a colpire i soliti, cioè i soliti piccoli cittadini, risparmiatori o le solite piccole imprese, al di là di quelle che sono le propagande politiche. A me pare che la linea conduttrice sia proprio quella di andare a colpire sempre i soliti, ai quali probabilmente si rivolgono le azioni per indebolire il proprio patrimonio. C'è stato il Covid, ci sono stati dei contributi che lo Stato ha dato per aiutare le imprese a superare il periodo Covid. Eravamo con il governo Conte, al di là di tutti i DPCM, la parola d'ordine era quella: ragazzi, evitate i contatti per motivi di contenimento del Covid. È chiaro che in questa situazione, al di là dei codici Ateco che consentivano alle imprese di rimanere aperte oppure chiudere o di lavorare in modo ridotto, l'economia ha comunque sofferto. Quindi sono arrivati questi contributi, potremmo giudicarli insufficienti, eccetera, eccetera. Comunque lo Stato, per come ha potuto, ha cercato di dare una mano. Ora, a distanza di 5 anni, sta succedendo un paradosso che è tipico dell'Italiota, tipico italiano, cioè l'Agenzia delle Entrate sta dicendo a quelle imprese: vabbè, guarda che i soldi che ti abbiamo dato comunque sono soggetti a tassazione, quindi adesso mi devi pagare le imposte su quei contributi che io ti ho dato. Il paradosso del paradosso è che se le imprese negli anni Covid hanno chiuso con un utile di esercizio, non devono pagare le imposte sui contributi che hanno ricevuto, mentre le piccole imprese che hanno chiuso quegli anni in perdita di esercizio devono pagare le imposte sui contributi ricevuti. Quindi l'indirizzamento è chiaro: andiamo a colpire tutte le piccole e medie imprese, attività che sono completamente scomparse. Pensiamo alle attività delle discoteche, del mondo ricreativo, che non si sono più riprese dal Covid. Ecco. Su questa vicenda qua, approfitto della presenza di Rizzo, do i numeri. In provincia di Padova sono 500.000 le cartelle emesse per recupero a tassazione dei contributi Covid. Ho interessato i vari presidenti provinciali delle associazioni di categoria, Confartigianato, UPE, API, tutta questa roba qua. Alla fine prima mi era stata manifestata la loro disponibilità a occuparsi della questione in modo da creare una massa critica per poi andare a Roma a dire insomma cosa sta succedendo. Dopo 15 giorni però tutti si sono tirati indietro, probabilmente per me a causa di un ordine dall'alto, perché ricordiamo che comunque tutte queste associazioni sono presenti nell'elenco MEF, cioè sono le associazioni che ricevono dal MEF i contributi per la loro attività. Ed è chiaro quindi che, essendoci questo collegamento, probabilmente da Roma hanno detto abbassate un po' il tono, che non è opportuno che questa cosa emerga. Il risultato è stato qualche articoletto di stampa sui giornali locali
e il risultato è tuttora ci sono 500.000 imprese interessate al problema. Attenzione, ho fatto una richiesta di accesso atti all'amministrazione finanziaria e sono riuscito a tenere gli atti, i documenti in base ai quali l'Agenzia delle Entrate recupera a tassazione queste somme. Ho interessato anche il direttore dell'Agenzia delle Entrate di Padova, che però ha rifiutato un colloquio per un semplice motivo: i dati presenti nei database sono tutti sbagliati. E questo è, non so se sia frutto già dell'intelligenza artificiale oppure di un hackeraggio o di un qualcosa. Il dato di fatto è che io a oggi sono in possesso della documentazione, sono in grado di dimostrare a chiunque che i dati presi dall'Agenzia delle Entrate su un campione di 500.000 imprese venete e presi per formulare le proposte di accertamento sono dati totalmente sbagliati. Ho chiesto un aiuto alla politica, ho chiesto un aiuto alla politica regionale, ho chiesto aiuto alla politica locale, perché io ero compagno di scuola del sottosegretario Stellari e la risposta è stata che non è un suo settore di appartenenza. Questa è la risposta che nessuno non è di nessuna prova. Allora, solo qua. dico, mi allego, adesso mi collego al FIR. Voi avete preso dei soldi che non sono pubblici, che avete, vabbè, che abbiamo trovato gli conti correnti dormienti. In Italia può succedere tutto. Ecco. Siamo il paese che sta tassando i contributi che per legge, nel testo di legge si scrive che sono esentasse, dopo 5 anni adesso si stanno tassando. Speriamo non succeda anche per il FIR. Quindi io veramente consiglio a tutti di, a scopo puramente prudenziale, e sperando che non possa servire, di conservarvi tutta la documentazione, anche se avete ricevuto rimborso. So che la questione magari è dura, vi verrebbe da buttare via tutte le carte, eccetera, eccetera, ma acquisite, fate comunque un fascicolo personale di tutta la vostra storia, di tutta la vostra vicenda che vi ha portato poi ad ottenere l'indennizzo FIR, e conservatelo, perché i tempi di prescrizione sono 10 anni, quindi io spero di no, però non si sa cosa in Italia possa succedere, quindi il consiglio che vi do è preparatevi a eventualmente affrontare anche questa opportunità. Mentre